Perché vi dico questo? Perché sentiamo dire che lo scopo precipuo del nostro governo è quello di aumentare l'occupazione attraverso i voucher per i giovani che possono essere assunti dalle imprese, quindi attraverso un'attività di carattere giuridico, attività di carattere incentivo, di miglioramento dei contratti, eccetera. Ma Philips ci dice: attenzione, cari governi del mondo, perché se volete aumentare l'occupazione dovrete accettare anche qualche livello di inflazione superiore. La Germania dice sempre: no, non è possibile farlo. Assolutamente no. Ma perché non è possibile farlo? Quando l'Italietta disprezzata delle valutazioni competitive, all'epoca avevamo meno disoccupazione, ma avevamo anche un livello di inflazione che era superiore all'attuale. Entriamo nell'euro, abbiamo minore inflazione, ma abbiamo anche maggiore tasso di disoccupazione. In termini generali possiamo dire che un paese ha l'economia debole, ma toglierei questo aggettivo, ha bisogno anche di una valuta debole, non di una valuta forte. Lo vedremo, andiamo avanti. Vediamo che cosa succede in termini occupazionali, perché rispetto a una questione di dignità, di libertà umana. Se io lavoro, ho un piccolo reddito, sono libero con quel mio reddito di fare varie cose, di spendere nel casino, di andare all'università o pagare all'università ai miei figli, o di andare in vacanza o di fare qualsiasi altra attività. Non ho reddito, la mia libertà viene completamente compressa. Vediamo il raffronto del tasso di disoccupazione del 2008 al 2013. Vi ho lasciato la tabella e il grafico. Vedete che le colonne blu sono 2008, le rosse sono 2013. Vedete che la Germania, guardate la Germania, prima colonna, è l'unica che dal 2008 al 2013 ha diminuito l'inflazione, ha diminuito la disoccupazione. Tutti gli altri paesi sono in aumento. Guardate l'ultima colonna, nell'intera area euro la disoccupazione è aumentata. La Germania dice sempre: no, non voglio che si tocchi il discorso inflazione, ma in tutti i paesi, in tutta l'area euro. Nel frattempo la disoccupazione è aumentata. È un discorso di carattere non più contrattuale, miglioriamo i contratti, miglioriamo le condizioni di lavoro, è un discorso di carattere squisitamente politico, non più economico. Andiamo pure avanti, vediamo attraverso un altro filtro che secondo me rispecchia meglio la questione. Vedete che dal 2008 al 2013 la Germania ha un meno 27,57%. Guardate tutti gli altri paesi, guardate in particolar modo Cipro e la Grecia. Noi italiani come siamo messi? Lo vedete lì. Guardate che qua ci sono i famosi PIGS, P-I-I-G-S. Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. PIG, P-I-G, una I sola, in inglese significa maiale. Se aggiungiamo una I, abbiamo i PIGS. I PIGS sono quelli che in termini di disoccupazione hanno pagato di più. Coloro i quali ci dicono, scusate, non è così, cioè vorrei cambiare termine, coloro che si comportano male e ci dicono: voi siete quelli che vi comportate male, noi che siamo quelli che ci comportiamo male, i famosi PIGS, sono quelli che in termini di libertà e di dignità attraverso la disoccupazione abbiamo pagato di più. Guardate Cipro, guardate la Grecia in termini percentuali da quando entrarono, dal 2008 al 2013. Ripeto ancora una volta, arrivo subito, accenno. È una questione di dignità, una questione di libertà dei popoli a questo punto. Andiamo avanti velocissimamente. Grafico interessantissimo. La parte nera è la perdita del prodotto interno lordo nell'insieme dell'Europa. La parte rossa è la perdita degli investimenti, la parte verde è la perdita del consumo personale. Le due parti positive sono la spesa del governo e le esportazioni. Qua ci dice la soluzione del problema. Se vuoi diminuire
la parte nera, la perdita del prodotto interno lordo, devi aumentare gli investimenti, devi aumentare il consumo privato, devi aumentare il consumo della spesa pubblica e devi aumentare le esportazioni. Qual è il maggior paese che riesce ad esportare attualmente all'interno dell'Europa? È uno solo, la Germania. A noi viene sempre detto, l'ha detto anche il professor Monti, we are destroying the internal consumption. Noi stiamo distruggendo il consumo interno. Abbiamo visto il grafico, ci dice di fare esattamente la cosa contraria. Ma perché, se questo grafico dell'Ocse gira tranquillamente in internet, pare che tutti i nostri politici guardino da un'altra parte? La soluzione è scritta lì, è a disposizione di tutti quanti. Vedo la luce in fondo al tunnel, speriamo che non sia un treno. Eccolo lì. Facciamo il raffronto, siamo partiti prima dalla crisi del 29, vedete 29, 1939, linea blu, ad un certo punto è cominciato veramente a migliorare le cose, anche perché vi ricordo anno 1933, Glass-Steagall, 2002-2012 la linea rossa non dà cenni di ripresa, eppure qualcuno vede la luce in fondo al tunnel. Ma perché anche questo grafico che gira tranquillamente in internet non ci viene mai espresso, non ci viene mai detto? È lì a disposizione tutto, ditecelo. Se vedete la luce in fondo al tunnel, diteci di che qualità è quella luce lì, perché stando nel grafico parrebbe che invece il buio sia ancora molto lontano, peggio del 1929. Ma qual è il problema che hanno i nostri imprenditori? Perché gli imprenditori faticano tanto? Eccolo qua. Il problema principale, the most pressing problem faced by Euro area, eccolo lì. Funding customers. Non riesco a vendere, io faccio le seggiole, io faccio le macchine agricole, la Fiat, eccetera. Il mio problema, dicono gli imprenditori dell'area euro, il primo problema è che non riesco a vendere. Perché non riesco a vendere? Abbiamo visto il grafico prima, abbiamo scarso consumo privato, abbiamo scarsi investimenti, abbiamo scarsa spesa pubblica. Il debito pubblico, il deficit pubblico è troppo basso, dovrebbe essere più alto. Competition è a metà strada. Access to finance non è un problema se manca il credito, il problema è uno solo, che non riesco a vendere. Il problema è che siamo in crisi di domanda, non in crisi di offerta. Cost of production on labor non è un problema di costo del lavoro. Letta dice dobbiamo far aumentare l'occupazione dei giovani mid, quelli che non studiano eccetera, quelli che sono a casa, ma pare che agli imprenditori non sia il problema del costo del lavoro. Siamo nel grafico di prima, stanno ancora guardando dall'altra parte. Guardate questo grafico, è scritta qua la soluzione, ditecelo che la soluzione l'avete, la conoscete. E perché non ce la dite? Eccola lì. Regulation, non ci interessano le leggi, la regolazione del mercato. Il primo problema non è neanche la competizione, il primo problema è non riesco a vendere, non ho domanda, non ho consumo. Andiamo avanti velocissimamente. Altra cosa che sappiamo dire, nessuno potrà mai abbandonare la comunità europea, l'Unione Europea, articolo 50 del Trattato di Lisbona, anche questo in politichese, articolo 50, comma 1, ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. Comma secondo, lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Scritto lì, è in internet, basta andare a vedere. Non potremo, nessuno può abbandonare l'UE, articolo primo, comma prima dell'articolo 50. Se uno può abbandonare l'UE, non potremo mai uscire dalla zona euro, non potremo mai abbandonare l'euro, ma se abbandoniamo possiamo, scusate, eventualmente uscire dall'Unione Europea. Mi pare che sia del tutto logico poter uscire anche dall'area euro. Andiamo avanti. Fiscal Compact, entrato in vigore il 1 gennaio 2013, sapete che nel corso per 20 anni noi ci siamo obbligati a restituire la bellezza di 50 miliardi l'anno. Articolo 3, numero 1, lettera A, la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una parte contraente è in pareggio o in avanzo.
dobbiamo arrivare come minimo a zero. Le parti contraenti applicano e interpretano il presente trattato conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione Europea. Vi leggo velocemente. Il pareggio di bilancio intende che l'indebitamento annuale della pubblica amministrazione deve essere pari allo 0%, mentre il trattato dell'Unione firmato a Maastricht 9 febbraio 1992, articolo 104C, protocollo numero 5 e anche il trattato di funzionamento dell'Unione Europea di Lisbona che abbiamo visto prima, in politichese, articolo 126, fissano invece al 3% il limite dell'indebitamento annuale. Sapete perché il 3% si è inventato Mitterrand? Perché non voleva più i ministri che andassero a chiedere solo il 3% perché mi ricorda la Trinità. Non mi credete, purtroppo è così. Non c'è nessun fondamento di carattere economico che ci porti all'indebitamento del 3%. Poteva essere il 50%, se diceva il 90% di Mitterrand, qui avremo il 90%. Questo disposto dal trattato di stabilità riguardo al pareggio di bilancio non è conforme ai trattati su cui è fondata l'UE e questo è già sufficiente a negargli legittimità. Ma perché non ce lo dicono? I trattati sono in internet, i trattati vengono letti da tutti, perché non ci danno queste informazioni in modo tale che possiamo noi autonomamente giudicare? Nigel Farage della United Kingdom Independent Party, uno dei più noti partiti euroscettici dell'Unione Europea. Sono quasi alla fine, velocissimamente. Co-presidente del gruppo Libertà e Democrazia, Mr. Nigel Farage, a voi la parola. Ebbene, noi siamo qui sulla soglia di un disastro finanziario e sociale. E oggi in questa sala abbiamo 4 uomini che sono probabilmente responsabili. Abbiamo ascoltato dei discorsi più noiosi e tecnocratici che mi sia stata data la possibilità di ascoltare. Voi siete tutti nella negazione, in tutta obiettività l'euro è un fallimento. E chi è esattamente il responsabile tra voi? Evidentemente la risposta è nessuno di voi, perché nessuno di voi è stato eletto, nessuno di voi ha la minima legittimità democratica nel ruolo che avete attualmente in questa crisi. E in questo vuoto, anche se a malincuore, è intervenuta Angela Merkel. E noi viviamo adesso in un'Europa dominata dalla Germania. Qualcosa che il progetto europeo aveva infatti previsto di fermare, qualche cosa per il quale quelli che ci hanno preceduto hanno pagato caro con il loro sangue al fine di evitarlo. Non voglio vivere in un'Europa dominata dalla Germania e neanche i cittadini europei, ma voi avete giocato un ruolo, perché quando Mr. Papandreou ha utilizzato la parola referendum, Mr. Ren, voi l'avete descritto come un abuso di fiducia, i vostri amici qui si sono riuniti con un gruppo di iene, attaccandosi a Papandreou. Ne avete fatto un fatto, l'avete rimpiazzato per un governo fantoccio, che spettacolo ripugnante. E non soddisfatti di questo, avete deciso che Berlusconi doveva partire. Quindi è stato destituito e rimpiazzato per Mr. Monti, un vecchio commissario europeo, un architetto affiliato a questo eurodisastro, un uomo che non era neanche membro del Parlamento. Diventa come un romanzo di Agatha Christie, dove cerchiamo di stabilire chi è la prossima persona che sarà liquidata. La differenza è che noi sappiamo chi sono tutti. Voi dovreste tutti essere ritenuti responsabili di quello che avete fatto, dovreste essere tutti licenziati. E devo dire, Mr. Van Rompuy, 18 mesi fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta, mi sono sbagliato su di voi. Avevo detto che sareste stato l'assassino silenzioso della democrazia degli Stati, ma non è più il caso perché voi siete piuttosto rumoroso a questo soggetto. Voi siete un uomo non eletto. Siete andati in Italia e gli avete detto non è il momento per le elezioni, ma è il momento per le azioni. Buon sangue, chi vi dà il diritto di dire questo al popolo italiano? Benissimo, velocemente perché ho superato questa Marine Le Pen del Front National francese che dice cose altrettanto interessanti. Il collega Le Pen, 1 minuto e 30. Allora avete ricevuto il premio Nobel della pace senza coscienza del ridicolo e dell'indecenza delle vostre autocongratulazioni, il premio Nobel della pace per coloro che hanno dichiarato la guerra economica e sociale al popolo, ma non avete una cosa, siete odiati dai popoli sempre di più, ma guardate quando la signora Merkel va in Grecia, al Portogallo o un commissario europeo e ci sono centinaia di poliziotti che vengono modificati per evitare che la cosa li linci
politici, avete fatto del continente più ricco del mondo una regione devastata dalla sofferenza con vittime, avete fallito e oggi vi trovate in una vera e propria negazione. La disoccupazione che esplode, è un'Unione Europea che è una macchina che fabbrica povertà e i disoccupati e tranquillamente state attuando una vera e propria dittatura, proprio come diceva la profezia di Mosè Fox nel 57. Non faceva parte della mia parrocchia ma della vostra, forse lo aveva previsto perché vi conosceva meglio di chiunque altro. Questa Unione Europea è esatta, grazie a Dio, sento già crollare il muro di Bruxelles. Bene, sapete che Marine Le Pen ha già detto se la Francia vincerà le elezioni europee uscirà dall'euro, ma guardiamo i recenti sviluppi in Grecia. Qua siamo nelle elezioni 2012 e Rachel Puls sono del novembre 2012. Vedete, Nea Democrazia, PASOK sono i due partiti eurofavorevoli e Alba Dorata e Syriza che sono i due maggiori partiti euroscettici. Vedete il cambiamento dal primo al secondo, vedete che i due partiti euroscettici sovrastano di gran lunga i due partiti pro-euro. Andiamo avanti. L'attuale composizione del Parlamento europeo, vedete qua, gli euroscettici sono solo 32, i commentatori politici dicono che arriveranno a circa il 30%, questo significa 220 parlamentari euroscettici. Se avremo 220 parlamentari euroscettici o molto più, probabilmente i discorsi che abbiamo sentito prima dalle Pen e di Nigel Farage saranno questioni quotidiane. Sto preparando una presentazione sui paesi che andranno al Parlamento europeo, se avrete voglia e avete ancora la volontà di supportarli, volentieri. Ho finito, mi scuso se mi sono dilungato, grazie per l'attenzione.